facciamo mischia per arrivare alla meta. Anche il rugby trevigiano sostiene il restauro delle mura di Castelfranco e lo fa nello spirito di squadra, dove il sostegno a chi porta avanti l'ovale non deve mai mancare. Ci sembra una cosa buona e giusta, visto l'aiuto che il comune di Castelfranco ci dà, appunto di ricambiarlo e quindi di sostenere appunto la ricostruzione delle mura e il restauro delle mura. Un simbolo le mura castellane che vanno difese dall'incuria del tempo arrivando alla meta del loro restauro. Noi, venendo prevalentemente da Treviso, comunque sappiamo cosa vuol dire avere le mura, e le mura di Castelfranco rappresentano sicuramente il primo impatto quando si arriva a Castelfranco e una delle bellezze della città. Conservarle, mantenerle e anche renderle fruibili, insomma, a tutti, penso sia un po' un fiore all'occhiello che la città può sfoggiare. Un sostegno a questa mischia per le mura che ognuno può portare con 2 euro per un mattone, come ripete sempre il vice sindaco di Castelfranco. Con 2 euro si può partecipare al restauro delle mura e naturalmente si contribuisce a quello che sarà il restauro poi generale. Perché 2 euro? 2 euro perché l'abbiamo individuato contando le pietre. Di fatto il castello è composto da circa 3.750.000 pietre e il costo del restauro totale è di circa 7 milioni, di conseguenza veniva facile matematicamente parlando che sono sufficienti 2 euro di investimento per adottare un mattone. Partecipare è molto semplice, basta fare un bonifico presso le casse comunali oppure presso l'amministrazione comunale, basta recarsi in un qualsiasi ufficio ai messi comunali e che rilasciano ricevuta del versamento fatto.